Eder. Mech. Pallister. Con la presente memoria si intende sottoporre all'attenzione alcuni elementi a mio parere meritevoli di approfondimento in quanto potenzialmente idonei a far luce sulle sorti di Liliana Resinovic. 1. Nel corso della puntata della trasmissione Chi l'ha visto, del 27 aprile, è stata mandata in onda un'intervista alla signora Gabriella Micheli ed al compagno Salvatore Nasti. Nel corso della stessa, la donna rammenta un fatto, a dir suo anomalo, avvenuto, secondo il suo ricordo, in data 30 dicembre 2021, vale a dire un paio di settimane dopo la scomparsa della Resinovic ed alcuni giorni prima il ritrovamento del suo cadavere. La signora Gabriella ha riferito infatti che la sera del 30 dicembre 2021, intorno alle ore 21 circa ha ricevuto una telefonata dal Visinitin Sebastiano, il quale le riferiva di aver bisogno di una corda per aiutare il figlio, che era rimasto impantanato con l'autovettura sul vallone di Gorizia. Riferisce: Sebastiano telefona a me e dice: avete un cavo, una corda? Dopo le 9 di sera e dice perché mio figlio è rimasto impantanato con l'auto. È uscito come di strada e la ruota è andata ad incanalarsi dove appunto c'è il dislivello ed è rimasto impantanato là. Dico io: e tu che hai la macchina che è una officina, non hai una corda? Aggiunge anche che più tardi ebbe un contatto telefonico con il suo amico della Carnia, identificabile in Arturo, che le riferì che Sebastiano Visintin ha contattato pure lui per la stessa ragione. Mi chiama l'amico della Carnia e mi dice la stessa cosa che Sebastiano ha telefonato anche a lui. La questione è stata approfondita anche nel corso di un'altra trasmissione televisiva, Storia Italiana, andata in onda nella mattina del 28 aprile 2022, nel corso della quale il diretto interessato, Sebastiano Visintin, ebbe a confermare la circostanza narrata dall'amica e vicina di casa Gabriella Micheli. Sì, è vero, mio figlio mi chiama, io ero a letto e mi fa: guarda, mi son fermato lungo la strada perché ero a Gorizia e la macchina da sola è scivolata, si è bloccata in un buco. Mi fa: papà, vieni ad aiutarmi perché c'ho la macchina della mia compagna e sono disperato. Faceva un freddo boia ed io a un certo punto ho pensato: io cosa c'ho in macchina? Non ho una corda, non ho niente. Ho chiesto a Salvo se hanno una corda. A un certo punto mi son ricordato che in macchina ho comunque dei cavi che uso per bloccare le biciclette con un lucchetto. A un certo punto sono andato. Ho chiamato un paio di volte mio figlio perché non sapevo esattamente dove è il posto. Sono andato lì, ho trainato fuori piano piano con molta fatica. Ho messo i 2 cavi di acciaio, uno di qua e uno di qua, legato tutto insieme col lucchetto e sono riuscito a tirarlo fuori. Dopodiché ci siamo salutati e sono andato a casa. La predetta circostanza, apparentemente neutra, potrebbe rivelarsi invece di interesse. Non fosse altro per vagliare l'attendibilità di alcuni testimoni di valenza centrale almeno nella ricostruzione dei dati fattuali che riguardano situazioni e comportamenti verificatisi prima e dopo il ritrovamento del cadavere della Resinovic. Ciò posto, appare utile, ad avviso dello scrivente, accertamento di interesse investigativo e non già espletato, procedere al fine di valutare la genuinità del racconto di tutti i protagonisti dell'episodio in parola, alle seguenti attività: a. Esame dei soggetti che hanno reso le predette dichiarazioni e, segnatamente, Gabriella ed il compagno Salvatore Nasti, al fine di avere conferma di quanto narrato nella citata intervista, acquisendo altresì ulteriori informazioni in merito alla richiesta effettuata da Visintin Sebastiano presumibilmente nella serata del 30 dicembre 2021. Arturo, la cui audizione anche su altre circostanze era già stata sollecitata con precedente memoria, al fine di ottenere riscontro a quanto riferito dalla Micheli e acquisire informazioni in ordine ai tempi e alle modalità della richiesta effettuata all'uomo dal marito della Resinovic.
Visintin Sebastiano al fine di acquisire informazioni in ordine alle circostanze sopra rappresentate, da porre in relazione a quanto narrato nella intervista sopra richiamata. Visintin Pier Giorgio e la di lui compagna per avere conferma di quanto rappresentato dalla Micheli e dal Visintin Sebastiano circa le cause dell'incidente, il luogo e gli orari. Nonché in ordine alla richiesta di aiuto fatta il 30 dicembre 2021 in altro giorno dello stesso mese per recuperare l'auto della donna rimasta impantanata. Verificare il luogo e l'ora precisa dell'incidente e dell'intervento, nonché accertare, se del caso, attraverso anche una prova empirica o sperimentale, se quanto dichiarato dal Visintin consiste in un'operazione possibile in quelle circostanze spazio-temporali, con i cavi citati e con il mezzo a sua disposizione. Verificare, anche attraverso i risultati dei tabulati e delle celle telefoniche, o di applicazioni presenti nei telefoni, se quanto dichiarato da tutti i soggetti menzionati nella predetta memoria in ordine all'evento presumibilmente verificatosi nella tarda serata del giorno 30 dicembre 2021. Trovi conferma in tali elementi obiettivi relativamente ai contatti telefonici e agli spostamenti del 30 dicembre 2021. 2. In una recente intervista rilasciata alla giornalista Lucilla Masucci della trasmissione La vita in diretta, una certa signora Nadia ha dichiarato che è solita transitare con il proprio cane di nome Belen nella zona del parco San Giovanni nella quale è stato trovato il corpo della donna e che il 31 dicembre 2021 l'animale nel corso della passeggiata la tirava verso il punto in cui, di lì a pochi giorni, sarebbe stata ritrovata Liliana, cosa che prima di allora non aveva mai fatto. Si fa sempre lo stesso percorso, si gira a destra e si va verso il teatro. Il 31 dicembre invece mi ha fatto una cosa strana. Quel giorno ha deviato completamente percorso e voleva entrare proprio qua dentro dove è stata ritrovata Liliana. I giorni precedenti invece non mi ha dato nessun segnale di interesse per questa zona. In ragione di ciò si chiede di ascoltare a sommarie informazioni, qualora ritenuto di interesse e non già espletato, la giornalista e di acquisire l'intervista. In data 4 marzo 2022 è stato richiesto di acquisire copia di un verbale elevato nell'estate 2020 a Claudio Sterpin, mentre si trovava insieme a Liliana Resinovic, sul proprio mezzo in via Fianova, 1. Per la violazione della normativa tesa al contrasto della diffusione del virus Covid-19. Nell'occasione, per quanto consta, i due furono anche identificati. L'acquisizione di detta documentazione risulta rilevante al fine di inquadrare la relazione esistente tra i due, confermando pertanto la frequentazione pregressa della coppia, risalente, almeno, secondo lo Sterpin, a diversi mesi prima rispetto alla scomparsa. Non è peregrino sostenere che il rapporto tra i due, sì come rappresentato da Claudio Sterpin in numerose interviste televisive, possa costituire un elemento centrale per ricostruire le ragioni che hanno condotto al decesso della donna. Purtroppo però è emerso che detta documentazione non è facilmente reperibile. A questo gruppo della banda degli onesti si è da subito allineato un famoso youtuber che pare che sia il nipote di Silvia Radini, cioè nel senso nipote perché Silvia Radini sarebbe sua zia. Questo youtuber ha sempre portato avanti sospetti su Sebastiano, guarda caso, trovando mille sentieri per arrivare, no? A insinuare sospetti su Sebastiano.
Sì, d'altra parte penso che sia chiaro a chi mi riferisco come famoso youtuber, no? E d'altra parte in piena sintonia con quelli che erano i comportamenti dei vari componenti della banda degli onesti, anche lui, appena avuto occasione, mi ha preso di mira lanciando sospetti anche su di me, ventilando situazioni poco chiare nei miei confronti, no? Niente di tale, per esempio che aveva, prendendo spunto da un mio filmato dovrei vedere, ma almeno 10 anni fa, più di 10 anni fa, dove avevo fatto un filmato sulla cava Faccanoni, aveva ventilato l'ipotesi che la mattina del 14 dicembre del 21 Liliana fosse venuta in cava Faccanoni, dove evidentemente io ero lì da tutti quegli anni, seduto su qualche scoglio appuntito in attesa che spuntasse Liliana. E ricordo che con una buona dose di presa per il culo, che si consenta, avevo messo un post su Facebook dove dicevo che dopo tanti anni che ero seduto su uno scoglio in attesa che arrivasse Liliana, potevo mostrare le conseguenze fisiche che aveva subito la parte dove uno sta seduto, per far vedere i gravi danni fisici che mi aveva provocato questa lunga attesa. Questo faceva il pari con quella fotografia presa da Google, dove si faceva vedere una persona presa da Google nel 2020, dove si voleva far credere che una persona, un ragazzo sembrava, ma l'immagine era non tanto nitida, ma insomma era una persona che in bicicletta, ripresa da sotto Longela verso Longela, completamente fuori da un ipotetico percorso che avrebbe potuto portare a casa mia, e si voleva far credere che quella era Liliana che appunto veniva in bicicletta a casa mia. Io sono, come ho già detto nel video precedente, non credo che esista una persona che abbia visto Liliana in giro per città o comunque nel comune di Trieste in giro in bicicletta da sola. A questo io avevo risposto mettendo un post su Facebook dove che avevo deciso di non abitare più in strada per Longela dove realmente abito, ma di cercare un appartamento in strada di Guardini per dar modo di confermare in qualche maniera questa tesi, così insomma. A queste provocazioni ho sempre risposto con ironia, non sono mai intervenuto su quel canale per contestare le puttanate che ci metteva, ho sempre usato l'arma dell'ironia, lo faccio ancora, insomma, no? Non è che... e dopo c'era anche la storia con cui ha voluto gratificare i propri fans, modificando il nastro bianco e rosso che c'era dove è stato portato il corpo di Liliana, dopo che era stato trovato 10 metri più in là, no? Non so se tutti hanno coscienza della situazione. Appunto aveva modificato maldestramente quello che c'era scritto su quel nastro bianco e rosso, che in realtà è visibile in 1000 immagini, 1000 riprese televisive dove è ben chiaro scritto Vigili del Fuoco. Aveva un po' così maldestramente modificato quanto era scritto su quel nastro, facendolo sembrare come fosse stato messo dagli investigatori dell'autorità giudiziaria, come se quella zona doveva ritenersi invalicabile
e per cui io avevo commesso un illecito, entrambi in quell'area. E poi vabbè, intanto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.